È una bella campagna elettorale, entusiasmante, diversa dal solito. Di solito c'erano solo due proposte alternative e magari con un risultato scontato. Questa volta c'è un progetto diverso che tende a creare un'alternativa vera a Matteo Renzi a livello nazionale e tende a creare un'alternativa di governo molto concreta, molto pragmatica, perché costruita da un sindaco e da tanti amministratori locali per provare a cambiare le cose anche a livello regionale. E quindi una bella campagna elettorale, si deciderà all'ultimo momento, molto sarà determinato dall'affluenza al voto, dai tantissimi, perché sono tantissimi, indecisi che non sanno se andranno a votare e eventualmente per chi andare a votare. Ma sburocratizzare, perché anche la Regione Veneto ha un eccesso di burocrazia, è molto lenta nei pagamenti, ha ritardi di pagamento anche per 1 anno e mezzo nei confronti dei creditori, comprese le imprese e gli artigiani. E quindi bisogna fare un lavoro di snellimento della macchina burocratica, perché questo vuol dire costi aggiuntivi e tempo perso per gli imprenditori, e quindi questo vuol dire anche minor sviluppo. Far partire o ripartire le infrastrutture. Noi abbiamo la pedemontana veneta che è sostanzialmente ferma, la via del mare che è stata fermata, la Nogara Mare che è stata fermata, la Romea commerciale che di fatto è stata quella addirittura dal governo, è stata tolta. E invece sono tutte infrastrutture che devono essere assolutamente realizzate, perché se si vuole sperare che le nostre imprese tornino competitive devi dargli la possibilità almeno di poter arrivare sui mercati. L'altra proposta, sempre legata al mondo delle imprese, è quella di istituire zone franche, ossia andare a definire insieme all'Europa, perché questo è possibile in accordo con l'Unione Europea, alcune parti del territorio veneto, non puoi farlo su tutto il Veneto, alcune parti dove la crisi ha colpito particolarmente, magari pensando al manifatturiero, che sicuramente è il settore che ha sofferto di più, e quindi definire alcune zone. L'hanno già fatto la Spagna, l'ha fatto l'Irlanda, l'hanno fatto altri paesi prima di noi, dove per alcuni anni tu con l'Europa contratti quante tasse non si pagano per quanti anni per chi fa nuovi investimenti, e questo renderebbe un po' più competitivo il territorio. Ma la differenza di fondo è che Matteo Salvini dice che la soluzione per il Veneto e per l'Italia è uscire dall'euro, e non è vero, e fra l'altro anche lui lo sa che non è un'ipotesi praticabile, la Grecia lo dimostra. Matteo Salvini dice che bisognerebbe applicare una flat tax del 15%, ovvero che tutti, indipendentemente dal reddito, paghino il 15% di tasse di IRPEF, che è una bellissima cosa da un punto di vista filosofico, da un punto di vista pratico è inapplicabile, perché vorrebbe dire che i conti dello Stato saltano un minuto dopo. Matteo Salvini viene sul Piave a parlare di immigrazione clandestina, che non c'entra nulla col Piave, ma dovrebbe avere rispetto per i morti. Poi parla di secessione nello stesso momento, quindi due cose che cozzano una contro l'altra, perché chi è morto sul Piave è morto per difendere il Veneto e l'Italia. E quindi la differenza è nella concretezza e nella coerenza, nel non dire fesserie alla gente e nel rispettare il programma. Quello che si dice lo si fa.